Domani domenica a Treviso attesi oltre 3.000 moldavi chiamati a votare per la prima volta nella storia il Presidente della Repubblica. La svolta dopo la sentenza della Corte Costituzionale moldava sull'esito del referendum contro la votazione in diretta, cioè decisa dal governo. L'appello di uno dei componenti del seggio elettorale per l'intera provincia di Treviso. Quindi noi come rappresentanti delle associazioni, come ha lasciato il messaggio anche la nostra ambasciatrice Stella Stengaci, invitiamo tutti col passaporto in mano. Chi ha il passaporto moldavo, anche col passaporto scaduto, si può votare. A Treviso seggi aperti dalle 7 del mattino alle 21 nello spazio concesso da Casugana presso il centro civico di Santa Bona in via del Galletto 16. Con Mogliano che voterà qui a Treviso e non a Mestre, attesi pure i rappresentanti della comunità moldava di Belluno. Treviso, uno dei diversi seggi presenti a livello nazionale. Sono oltre 20 seggi dove si potrà andare a votare. E qua nel nord-est abbiamo a Treviso, a Mestre, a Vicenza, a Verona e in tante altre parti. 10 candidati presidenziali, tra cui 2 donne, Maia Sandu, 44 anni, tra le novità della nuova espressione politica, e Maia Laguta, 62 anni, espressione del presidente uscente, elezioni che per i moldavi rappresentano il sogno di poter fare ritorno a casa. Ecco perché. Noi vogliamo, come tutti, vogliamo a un certo punto riuscire a tornare a casa nostra e a essere lì, a stare con i nostri nonni, a stare con i nostri nipoti, con i nostri parenti. Per quello speriamo nei cambiamenti migliori